Devo dire che all'inizio, per chiarezza, la proposta della nostra amministrazione, la nostra giunta, era una proposta di nuovo su vecchio, diciamo chiaramente fin dall'inizio, cosa che avevamo portato avanti anche nella scorsa campagna elettorale, che voleva dire un nuovo complesso nell'attuale sede di via Giustiniani. Ipotesi che abbiamo portato avanti anche dal punto di vista tecnico nei vari incontri che abbiamo fatto nelle commissioni regionali. Però devo dirvi che alla fine, dopo 6 mesi che incontravamo i tecnici, ognuno con le proprie posizioni, abbiamo capito che questa città, che Padova, aveva bisogno di altro e non aveva bisogno certamente di 15 anni di cantieri ancora in via Giustiniani. Quindi abbiamo deciso di rinunciare a una grande struttura di vendita, a un'area commerciale, e di offrire alla Regione prima 350.000 metri e poi, grazie a un accordo con i privati, altri 150.000 metri per arrivare a quei 500.000 metri che sono la superficie minima che chiedeva l'università, la regione e l'azienda per poter partire con questo importante progetto del nuovo polo ospedaliero di Padova. Io penso che questo sia un grande sacrificio che è stato fatto, un grande lavoro di questi 2 anni e mezzo, un lavoro che devo dire, e lo dico con una certa anche amarezza, è stato interrotto la notte dell'11 di novembre dello scorso anno, ed è stata anche una delle motivazioni per cui alcuni consiglieri comunali hanno deciso di andare a dimettersi attraverso un atto notarile fatto di sera, di notte, e non di avere quella trasparenza e quel coraggio anche di venire in Consiglio Comunale a dire che erano contro il nuovo ospedale di Padova, che erano contro